Ragazzi, buon pomeriggio. Oggi mi mangio a sto sfizio, va già portato con me mentre cerco parcheggio. Sto girando da mezz'ora e non riesco a trovare un posto auto. Proprio per dimostrare che anche se non mi trovo a Napoli, ho gli stessi problemi. Ho deciso di farvi questo video fino a quando non troverò un parcheggio, proprio per farvi capire da quanto tempo e per quanto tempo girerò. Qui il tempo veramente ci sta facendo a scipazzo, le stagioni ormai sono diventate capricciosissime e quando si dice una rondine non fa primavera, ma qua secondo me il rondine sono soffiuto proprio tutto quanto. Niente ragazzi, meno male che non è uscita ancora l'ambulanza, forse non te ne accorta che sono scesa, però prima c'era un cane che mi abbaiava e che mi inseguiva. Insomma ragazzi, a me mi ha da succedere sempre qualcosa. Niente ragazzi, qui però appena scoppierà il caldo, il tarantino deve andare a mare tutti i giorni. Veramente qui ho visto l'estate più lunga della mia vita. Il mare è veramente vicino ed è anche bellissimo, quindi anche se non siamo in periodo di vacanze, da maggio anche fino a settembre-ottobre si può sfruttare veramente tanto il mare. Però con i prezzi della benzina purtroppo anche questo è diventato un po' un problema. Anche se per arrivare a mare qui le distanze sono veramente brevi, perché già molto vicino alla città ci sono veramente delle belle spiagge, però a benzina è diventato oro. Però ragazzi, l'italiano è fatto così, in Italia ci lamentiamo, però poi alla fine accettiamo qualsiasi cosa, ci pieghiamo e ci adeguiamo a tutti i cambiamenti, anche a quelli più negativi. Però ragazzi, io mi sento diversa, io non mi sento tanto italiana in questo, perché io mi sento più napoletana, perché sono poco ambiziosa, sono poco intollerante. Soprattutto io la cosa alla quale sono e resterò sempre secondo me intollerante sui scema. Ragazzi, sto girando ancora come vedete, e come vedete dietro di me c'è anche un'ambulanza, perché intanto mi sembrava strano che ancora non si erano mossi dal pronto soccorso. Ragazzi, comunque sto bene, sto meglio dopo quella disavventura durante l'esplorazione. Mi sono rimasti solo tanti graffi sul braccio. Se restate con noi vedrete prossimamente sul canale Gruppo Ricerca Paranormale Taranto tutto quello che è successo quel giorno. Guagliù parcheggio, io non l'ho trovata ancora. Intanto vi saluto e niente, speriamo bene. restate connessi, mi raccomando, iscrivetevi e vi auguro una buona serata. Ciao.